La prosa che aiuta la ricerca, perché l'incasso della rappresentazione teatrale Il malato immaginario di Molière, in scena domenica 9 alle 17 al Teatro Comunale di Vicenza, sarà interamente devoluto all'Istituto Internazionale di Ricerca Renale di Vicenza e all'Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze Degenerative. Il nostro passo in questo momento è quello di trovare soluzioni che siano miniaturizzate e portatili per rendere i pazienti che hanno bisogno di queste terapie di sostituzione e di lavaggio del sangue possibilmente più liberi e possibilmente anche in grado di farle al loro domicilio. Dopo 25 anni non siamo ancora arrivati a capirne i motivi per cui si trasmette e si diffonde l'Alzheimer. Sappiamo quali sono le cause per cui inizia, ma non sappiamo per quali sono i processi poi che succedono nel cervello che sviluppano il deterioramento che arriva, e di conseguenza la ricerca ha un ruolo fondamentale.